canto numero 253. Le tue mani son piene di fiori, dove li portavi, fratello mio? Li portavo alla tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota, sorella mia. Alleluia, 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 alleluia. I tuoi occhi riflettono gioia. Dimmi cosa hai visto, fratello mio. Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, sorella mia. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci parla della Chiesa, questa creatura splendida uscita dal cuore di Gesù, e la comunità di quanti credono in Lui e di quanti si alimentano del suo dono, della Eucaristia. Guardiamo con fede a questo mistero per celebrare degnamente questa Eucaristia. Chiediamo al Padre il dono del perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno santo raduni la tua Chiesa pellegrina nel mondo,
Donaci di riconoscere Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore all'intelligenza delle scritture e si rivela a noi nello spezzare il pane. Egli è Dio e vive e regna con te nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro e gli 11 si alzò in piedi e a voce alta così: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì, fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta, non sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente. Previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, mio Signore sei tu. Il Signore è mia arte di eredità e mia palice. Nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo posa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi proprio per sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: sei tu, solo tu sei forestiero in Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, come i nostri capi e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate di mattina al sepolcro e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri andati alla tomba hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore, credere in tutto ciò che è detto dai profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella gloria. E cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro tutte le scritture, in ciò che si riferiva a lui. Quando fu
furono vicini al villaggio dove erano diretti e gli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché la sera è il giorno e ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando guardavano con loro prese il pane, recitò la benedizione, spezzò, lo diede. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Essi dissero l'un l'altro: verse in noi il nostro. Spiegava le scritture senza indugio, dove trovarono riuniti altri, i quali dicevano: ed è in accaduto a riprendere i campi dopo quanto che è accaduto a Gerusalemme con la morte di Gesù, il loro maestro. Siamo in quello stesso giorno, il primo, dopo il sabato, dopo la celebrazione della Pasqua ebraica. È un pieno di avvenimenti che inizia con la scoperta del sepolcro vuoto, fatto dalle donne. Maria Maddalena con le altre donne accorse al sepolcro e lo trovano vuoto. Segue poi la prima apparizione di Gesù a Pietro, a Simone, Gesù che appare ai due discepoli che, distrutti in cuore, tornano a casa. E infine Gesù che appare a tutti gli 11 nel cenacolo alla fine della giornata. È un giorno lungo, lungo, senza fine, in cui ci troviamo ancora oggi. La pensione di Gesù fino al suo ritorno nella gloria, ed è insieme anche il primo giorno della settimana, il giorno della domenica, in cui la comunità cristiana è una per fare memoria della Pasqua del Signore. Luca ci racconta questo fatto e lo racconta avere due discepoli, dei quali conosciamo il nome dei due, Cleopa, si mettono in cammino, tornano a casa, ormai tutto è finito, non c'è più bisogno di aspettare altro, tornano a casa e si mettono fine a quella esperienza, a quella vita che avevano intrapreso accanto a Gesù e a i loro compagni di fede, gli apostoli. Mentre camminano si scambiano queste loro idee e di delusione. Ma ecco Gesù stesso
come un viandante occasionale, si aggiunge con loro. Non lo riconoscono, i loro occhi sono impediti dalla tristezza e dalla delusione. Il forestiero chiede loro: cosa state dicendo tra voi? E Cleopa gli dice: ma come? Sei tu l'unico straniero a Gerusalemme, non sai cosa è accaduto? Ciò che riguarda Gesù, il profeta potente, parole in opere, condannato dai nostri grandi sacerdoti e capi del popolo, e l'hanno ucciso. Noi speravamo, e quello speravamo ma lontano, avrebbe risolto i problemi di Israele. Lui sarebbe stato il Messia che tutti aspettavano. Con tutto ciò le cose così. Sono già trascorsi 3 giorni e siamo ancora senza notizie. Per la verità, le donne andate al sepolcro hanno portato una notizia che ha sorpreso. Dicono di aver visto degli angeli che le hanno assicurate che lui è vivo, lui è vivo. Alcuni dei nostri sono corsi al sepolcro, l'hanno trovato vuoto come le donne affermavano, ma lui no, lui non l'hanno trovato. E la delusione continua. A questo punto Gesù interviene con una pazienza che è solo sua, cerca di ridare la fiducia nel cuore di questi 2 discepoli che hanno perso ogni orientamento, stolti, tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti. Non bisognava che Cristo soffrisse tutto questo per la gloria, era stato detto, era stato previsto, era stato rato. E Gesù loro le scritture in tutto ciò che lo riguardavano. Realmente le scritture conducono a Cristo e le illuminano con la loro presenza. Ora le scritture trovano la loro piena realizzazione nel mistero pasquale di Gesù, morto e risorto per la salvezza di tutti. Arrivati a Emmaus, lo sconosciuto fa come se dovesse continuare, ma i 2 insistono: resta con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire, che hanno bisogno di sostegno. E Gesù accoglie l'invito e rimane con loro. Quando fu a tavola prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede perché lo mangiassero. Gesù compì gesti che ha compiuto nell'ultima cena. E la Chiesa questi gesti li ha così in memoria del Signore e attualizzati in ogni vista. I 2 si accorsero di quello che stava avvenendo, riconoscono in quel forestiero Gesù che ormai era scomparso. Allora si dissero tra loro: ma veramente quando ci parlava delle scritture sentivamo qualcosa di grande.
il Signore era presente con noi, si mettono in cammino e tornano a Gerusalemme, ritrovano il cenacolo in subbuglio. Quelli che li accolgono dicono loro, ma è sicuramente risorto. Che noi l'abbiamo riso mentre spezzava. Miei fratelli, è una pagina davvero straordinaria che dobbiamo tenere conto perché ci può fare del bene in tanti momenti della nostra vita. Quante volte possiamo fare questione, anche noi rassomigliamo a questi due discepoli scoraggiati che hanno deciso di abbandonare tutto quando la nostra presunzione e andiamo per strade che non. E allora la vita comincia a perdere colore e senso. Questo avviene quando per mancanza di fede avventuriamo a voler fare da soli, trascurando la presenza provvidente del Padre. Solo abbandonandoci nelle sue mani la nostra vita riprende luce e senso. Questa pagina straordinaria di Luca è bene che la teniamo presente perché ci rivela dove il Signore è più presente nella sua parola, nell'Eucaristia e nella vita. Sono tre luoghi dove il risorto è più presente. Lì Gesù risorto è riconosciuto e celebrato come il vivente che dà la vita anche oggi a quanti credono in Lui e lo hanno scelto come compagno del loro viaggio. Facciamo la professione di fede apostolica. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra del di là da venire. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato suscita la risposta della nostra preghiera che rivolgiamo con fiducia. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che proclama la presenza
parola del risorto, nella parola ascoltata, nella carità condivisa. Noi ti preghiamo. Per i responsabili degli Stati, chiamati ad affrontare Con responsabilità e solidarietà l'accoglienza di profughi stranieri. Noi ti preghiamo. Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per tutti i docenti e studenti che con libertà e onestà intellettuale ricercano la sapienza del vero, noi ti preghiamo. Coloro che tra dubbi ed esitazioni continuano a interrogarsi e ricercare il significato della Pasqua di Gesù, noi ti preghiamo. Per tutti noi che, celebrando questa Eucaristia, siamo chiamati a testimoniare Cristo, che il Padre ha risuscitato, preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera perché possiamo incontrare il risorto sulle strade della nostra vita, per il Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevande di salvezza. Umili e pentiti accogli, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, per questa nostra famiglia, radunata possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che le dai il motivo di donare anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e gli angeli e i santi, insieme con loro, proclamiamo la tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea, i presbiteri, i diaconi e le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre del suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la conoscenza che Gesù ci ha messo in cuore, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli,
liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace con la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Quel sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Anche 78. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei frumento, Signor degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei dal banchetto del cielo, tu sei il segno di gloria futura. Resta con noi, Signore. Alleluia. Sei la luce che illumina il mondo, tu sei ristoro alla nostra stanchezza. Resta con noi, Signore. Alleluia. Sei il Cristo, sei figlio di Dio, tu solo hai parole di vita eterna. Resta con noi, Signore. Alleluia. Saremo fratelli alla mensa del Padre, saremo anima sola. Resta con noi, Signore. Alleluia.
Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che ti sei degnato fare con questi sacramenti di vita eterna e donagli di giungere alla risurrezione incorribile del corpo destinato alla gloria per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Le volontarie umane distribuiranno un dépliant che mostra tutte le iniziative caritative svolte a Gemona. Per chi le conosce è facile trovare un punto di riferimento in caso di bisogno ancora entrare a far parte dei volontari. Aiutare il prossimo sicuramente dona molta gioia. Oggi la Chiesa celebra la 99esima giornata per l'Università Cattolica. Pensiamo a questa iniziativa che è grande nella Chiesa. Sabato 29 aprile alle ore 20 e 15 ci sarà un importante concerto in santuario complesso. Gli archi del Friuli e del Veneto suoneranno musiche di Antonio Caldi, di Paganini e ultimo con non meno il Cantico delle Creature di San Francesco, musicato da Domenico Maria Stella. Tutti naturalmente sono invitati a questo ascolto. Sabato 6 maggio si terrà la consueta catechesi mensile sulla vita e sulla figura di San Francesco d'Assisi. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo col Signore, diamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. 295. Mira il tuo popolo, o bella Signora, che vieni oggi pionerà, che vieni giubilo oggi pionerà. Anni
Devi esprimere il desiderio, mi raccomando. Desiderio, altri 190. Per padre Marciano, hip hip, urrà! Ma lei ci pensa che devo morire? E io so che ci penso che devo morire. Sì. E voi vorreste sapere come mi preparo? Facendo il mio dovere di frate. Se mi includono tra di loro così divento giovane pure io, perché io di anni ce l'ho parecchi. Parecchi. Oh, a proposito, se ne avete bisogno, io vi regalo un poco. Voi dovete fare festa, io vi regalo un po' di miei anni, quindi festa, allegria. Sono contento. Dio chiama ad ogni ora e l'impostazione è una santità di vita. Ma perché ci chiama? Il santo cosa deve fare? Noi, diventando santi, che cosa dobbiamo fare? Collaborare con Gesù a redimere le anime. Questo è il progetto principale. Poi Padre Pio, uomo di Dio, tutto spirituale, però anche molto concreto e con idee forti. Era un grande uomo, intelligentissimo. Abbiamo voluto portare un messaggio di gioia, di serenità, di amore in questo mondo sconvolto che non si capisce più niente. Ecco, un messaggio di Francesco d'Assisi mediato da San Pio. E abbiamo portato l'abito di Padre Pio, perché l'abito produce qualcosa. No, il problema è che noi siamo venuti qui per portare un messaggio che deve durare come dura un abito della vita, la vita di Francesco, la vita di Padre Pio. E mi immagino di bussare alla porta del cielo. E certamente mi apriranno la porta, anche per vedere chi è che bussa. E io sono sicuro che troverò non l'immagine del quadro, ma la Madonna che mi aspetta, perché io l'ho sempre amata e adesso mi aspetta dietro la porta e mi prenderà per mano, magari insieme a San Pio, e mi porterà davanti al trono di Dio e dirà: Padre, è mio figlio, amalo come ami me. Un saluto allora. Ma che il Signore vi benedica, ciao.
La cappella della Madonna del Rosario fu costruita da un artista svizzero. Melchior Widmar fu chiamato in santuario per realizzare 2 grandi tele tuttora esposte, l'Adorazione di Gesù e la Circoncisione di Gesù. Chiese e ottenne di essere sepolto nel santuario lui e i suoi discendenti, come accade tuttora. Realizzò questa cappella a sue spese ed è una delle 2 strutture che hanno subito pochi danni nel terremoto e sono rimaste sostanzialmente intatte, come si può vedere dagli stucchi e dagli affreschi della volta. La statua che si vede fu scolpita nel 1939 al posto di una precedente ed ha proprio la realizzazione di quale potenza abbia la preghiera del Rosario. Il santuario nella sua veste attuale, ricostruito dopo il terremoto del 1976. Per decorarlo fu chiamato soprattutto un artista friulano, Arrigo Poz. Il mosaico che vedete alle mie spalle e che percorre tutta la larghezza della chiesa rappresenta il cosmo. Le rotondità sono i pianeti. Al centro vi è una cometa che passa velocissima. Quella cometa rappresenta il Figlio di Dio Gesù, che è da prima del tempo e che percorre il tempo. Vedete che inizia con una scia di colore blu e dopo si concretizza con una scia bianca, esattamente centrata con l'altare, e rappresenta proprio l'Eucaristia. Uno dei quadri più importanti esposti in questo santuario fu dipinto dal Benedetto Carpaccio nel 1541 e rappresenta l'adorazione del nome di Gesù. I personaggi raffigurati sono da sinistra a destra Giovanni il Battista, poi c'è San Francesco d'Assisi, San Bernardino da Siena che porta nella Chiesa tutta la devozione al nome di Gesù e poi ancora San Paolo rappresentato con la spada in mano. Arrigo Poz preparò anche il disegno di questo rosone, una vetrata che raffigura il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Potete vedere al centro Fratello Sole, sulla destra Sorella Luna e le stelle, e poi ancora l'aere, il nubilo, e poi sotto Frate Fuoco per lo quale enallumini la notte. È una visione veramente moderna, quella di San Francesco d'Assisi, perché prima gli uomini, in particolare i contadini del suo tempo, vedevano quasi come una maledizione la grande fatica del lavorare la terra. E invece, se si sa di avere Dio per padre, allora si apprezza anche la bellezza della natura. L'architetto che realizzò la ricostruzione del santuario dopo il terremoto cercò di rendere anche plasticamente la forza distruttrice in modo che le persone non dimenticassero l'evento. Se guardiamo il tetto del Tempio, vediamo tutta una serie di capriate parallele fra loro, simmetriche, ben disposte. E invece la zona che sovrasta il presbiterio è tutto fuorché armonica e regolare. Rappresenta lo squarcio che è stato prodotto dal terremoto nella chiesa e naturalmente anche nel Friuli.